AAA cercasi alleanze di governo. Questo potrebbe essere l'annuncio del neopresidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, a 2 giorni dal voto. Le 617.073 preferenze che il 30,47% degli elettori siciliani hanno tributato all'ex sindaco di Gela, infatti non garantiscono la maggioranza all'ARS. Alle liste della coalizione di centrosinistra, infatti, degli 80 seggi assegnati con il proporzionale, 14 vanno al Partito Democratico, 11 all'UDC e 5 al movimento politico Crocetta Presidente, per un totale di 30 parlamentari. Per una incisiva azione di governo, quindi, il primo compito del Presidente sarà probabilmente quello di stipulare accordi ed alleanze. Il gruppo parlamentare più rappresentativo sarà quello del Movimento 5 Stelle, con 15 attivisti eletti a Sala d'Ercole. Il neodeputato eletto Giancarlo Cancelleri, giunto terzo nella corsa per la presidenza della regione, si dice pronto ad una eventuale alleanza, a condizione che si effettui un drastico piano di razionalizzazione della spesa politica, a partire dagli stipendi di 2.500 euro ai parlamentari. Secondo alcuni, più probabile potrebbe essere un'alleanza con l'MPA di Lombardo e Grande Sud di Miccichè, dunque un governo PD-UDC con appoggio esterno di MPA e Grande Sud, che all'Assemblea regionale hanno conquistato rispettivamente 10 e 5 seggi. Quindi una coalizione allargata con il solo proporzionale sarebbe di 45 parlamentari. All'opposizione, stando così le cose, siederanno invece i 5 deputati di Cantiere Popolare, i 12 onorevoli del PDL, i 4 eletti nella lista Nello Musumeci presidente e i 15 deputati del Movimento 5 Stelle. Ricordiamo che sono da assegnare ancora con i resti 10 scranni. Tra i dati della nuova Assemblea regionale siciliana emerge la riconferma di 30 deputati uscenti e l'ingresso a Sala d'Ercole di 15 parlamentari donne. Dal 1947, a prima di quest'ultimo voto, le donne a sedersi tra gli scranni dell'ARS sono state solo 17.